Casini, una domanda posso fargli? No, adesso devo rispondere. Ciao. Ciao. Allora, dai. Ascolti, Scusa un minuto, un secondo da fare. sono stampo anch'io. Anche questa. Ascolti, Scusa un secondo. Scusate un secondo, facciamo prima. No. Vai. Un po' il barbiere. Sì, l'abbiamo già studiato. Okay. Grazie Presidente. Bossi non ci intimorisce, siamo gli unici ad aver detto no a un federalismo che è uno spot per la Lega e ad aver svelato gli imbrogli della Lega sulle quote latte, ma il problema è il PDL, il partito della Lega, che ha lasciato le chiavi a Bossi della politica italiana. Bisogna fermarlo e l'unico che può fermarlo è l'UDC con la schiena dritta, non ci intimoriscono certo le sue battute. Bossi dice che meritate solo bastonate. Ha detto Casini pirla oggi. Le bastonate di Bossi ci lasciano del tutto indifferenti, siamo gli unici che hanno saputo mettergli i bastoni fra le ruote, nei suoi imbrogli con le quote latte, nel suo federalismo spot. Il problema è il PDL, che ormai è diventato partito della Lega, gli ha lasciato le chiavi della politica italiana, gli unici che possono fermarlo siamo noi. Gradisce questa campagna elettorale della quale i temi dell'Europa sono praticamente spariti? Una campagna elettorale in cui si parla di veline, di minorenni, di foto, di gossip è vergognosa, ma dimostra anche lo scadimento della politica italiana. Si cerca di occultare i problemi della gente, i problemi sono tanti, dalla disoccupazione, che qua in Sardegna è forte, al tema delle piccole e medie imprese che sono abbandonate. Noi vogliamo parlare del problema dell'Italia e degli italiani. Grazie Presidente. Prego. Conoscete Oppi? Scusate. Oh, ma ci vuole vedere, è una metodologia.